Pronti? 1, 2, 3. Buona la prima, con la velocità di Power Tuma che va subito a chiedere strada a Today Winner Font, passa a condurre. Prova ad avanzare l'Emperador all'esterno, mentre in corda c'è Ellington Treb che precede Bellas Bijou. 200 metri iniziali in 15,6 con Power Tuma al comando e l'Emperador al largo, in corda sempre Today Winner Font che precede Ellington Treb, mentre si muove per andare a fare la seconda pariglia anche Bellas Bijou che precede DeLorean Wise, quindi Dark Chiba. 39 i primi 400 metri di corsa con l'Emperador che ha messo un po' di pressione a Power Tuma, il quale chiaramente vuol correre davanti. E così 600 se ne vanno in 46,5, Power Tuma e l'Emperador, Bellas Bijou che va a fare la pariglia, in corda sempre Today Winner Font che precede Ellington Treb, poi DeLorean Wise in terza pariglia. 1,2 i primi 800 metri di gara, Power Tuma con accanto l'Emperador, Today Winner Font secondo in corda. Seconda pariglia per Bellas Bijou, posizioni cristallizzate con alla retroguardia Blue Light. Metà gara se n'è andati in 1,17,4, passo costante, quello imposto da Power Tuma al comando e l'Emperador sempre al suo esterno. Alla corda rimane Today Winner Font che è avanti a Ellington Treb, in pariglia Bellas Bijou precede DeLorean Wise che si sposta per un attimo in terza ruota, c'è la rottura da parte di l'Emperador che numero 5, lascia così allo scoperto Bellas Bijou che è avanti a squalificato. DeLorean Wise. Curva di destra passata in 15,2 con Power Tuma che allunga adesso, prova a scappare dai rivali. Bellas Bijou e Today Winner Fonti più prossimi inseguitori che precedono Ellington Treb e DeLorean Wise. 2,1,7 il miglio di gara con Power Tuma in netto vantaggio, Bellas Bijou che si impegna per scavalcare Today Winner Font, poi DeLorean Wise cerca spazio Ellington Treb, la retta d'arrivo per Power Tuma che è una ventina di metri Numero avanti 9, al resto Dark della Shiba, compagnia. squalificato. Power Tuma nel finale passeggia a traguardo, Power Tuma che viene a vincere rallentando nei confronti di Bellas Bijou e poi DeLorean Wise. 1,16,2 ragguaglio per la vittoria di Power Tuma in percorso di testa. Roberto Vecchione per il training di Sabina Breccia, i colori del signor Jean-Paul Aquilina. Vittoria facile, ripete quella dell'ultima prestazione Power Tuma, 6 anni da Broadway Hall che si impone facilmente. Secondo posto per Bellas Bijou, terza DeLorean Wise.